Plone. Cos'è Plone? Da dove prende spunto, da dove ricava la sua forza il modello di riuso delle 40 e più pubbliche amministrazioni che oggi Madrid. Plone è una tecnologia che ben può essere rappresentata dal classico coltellino svizzero, nel senso che dal punto di vista descrittivo è necessario identificare le cose per categoria. Possiamo definire un content management system per la gestione dei contenuti, ma vediamo che Plone è molto di più. Quel che è certo è che il modello di riuso che si è innescato intorno a questa tecnologia, di cui esploreremo molto rapidamente alcune peculiarità, è un tipo di esperienza, è un tipo di formato, diciamo così, di riuso che potrebbe anche essere applicato ad altri contesti. Nel novero del software libero, di tutte le diverse incarnazioni del software libero, quindi Plone formalmente si colloca fra i content management system, i sistemi di contenuti, e in particolare fra quelli di classe enterprise, quelli cioè idonei a enti di grandi dimensioni e capaci di gestire una elevata complessità sia del modello dati soggacente sia della. Praticamente Plone si è rivelato particolarmente adatto allo sviluppo gestito in autonomia da parte degli enti. Questo deriva in parte dalla sua architettura, in parte dalla disponibilità di centinaia, anche in realtà siamo oltre il migliaio di prodotti Plone usabili, e non sto parlando delle singole esperienze, ma di quelle di una comunità internazionale che era ben rappresentata dalla slide iniziale. In poche parole, la caratteristica che c'è dietro a Plone Gov è il fatto che vengono messe a fattor comune, nel caso di Plone Italia a scala italiana, nel caso di Plone.org a scala mondiale, l'esperienza di enti, molti dei quali, se non tutti, sono partiti da soli, intervenendo su un'installazione Plone base, dalla quale, benché il prodotto, ripeto, sia descrivibile come un content management system, possono realizzare delle applicazioni di tipo verticale, alcune delle quali saranno illustrate oggi stesso, altre potranno essere illustrate nell'atelier delle aziende, che è uno dei complementi importanti di questa iniziativa di oggi. Iniziativa che nasce all'incrocio fra le volontà e le esperienze del comune di Padova, che tra poco saranno illustrate con grandi dettagli, le volontà e le esperienze di Plone Gov Italia, e una sorta di iniziativa contenitore, un po' proprio come la cartellina Content Tour, iniziativa di divulgazione sul software libero promossa dalle 3 aziende in Italia più attive del supporto a Plone. Perché scopriremo tra poco che il ruolo delle aziende in Plone è fondamentale. In questa slide appare una frase che sarò a riproporvi perché è il nocciolo della questione. Il supporto di una rete di imprese estende i servizi tecnici del riuso anche a clienti che non possono contare su sufficienti risorse. Perché è inutile nascondersi, far finta di non capire questo punto, non riuscire a fino alla base dell'esperienza di riuso. Il riuso è comunque un investimento. Se non è un investimento di risorse economiche, di denaro, è comunque un investimento nel termine di impegno, di coinvolgimento dell'ente nel acquisire gratuitamente finché si vuole una soluzione software, nel personalizzarla, e per questo ci vogliono o tempo o denaro, nello sviluppare su questa base nuove soluzioni più adatte a quelle dell'ente che sta usando. Anche ciò richiede, se non denaro, tempo, impegno. Ecco perché le esperienze di riuso erano al di fuori della portata di molti piccolini che Plone le ha portate. L'ultimo membro che saluto adesso ufficialmente, che si è giunto al novero degli enti Plone italiani, è con tutto il dovuto rispetto un ente di piccola dimensione. Tanti enti di piccola dimensione hanno aderito in modo collegiale, per esempio nella forma delle loro gestioni associate, in modo singolo, come appunto il caso di Serrano Pistoiese, proprio per citare l'esempio dell'ultimo comune che è entrato. Vedremo nel resto della mia relazione, che vi prometto non sarà lunga, le modalità di questa sinergia. Intanto come si aderisce a Plone Gov? Basta dire io mi ritengo membro di Plone Gov.
iscriversi al sito Longol Italia e registrandosi come membro del Longol, fine dei giochi. Quindi non è che esiste una procedura di affiliazione, uno staff di membri che col sopracciglio alzato valutano se il nuovo aderente è degno o meno. Basta che un ente abbia anche semplicemente deciso di avviare un'esperienza nell'ambito dell'utilizzo di clone, bene, questo ente è già per questo stesso fatto un membro del Longol. Basta che avverta gli altri in maniera da fare sinergia. Il sito www.longol.it prevede la registrazione di tipo individuale, una registrazione di livello di ente, nell'ambito della quale bisogna anche registrare le soluzioni che l'ente ha ottenuto. Ecco quindi che si delinea il triangolo di Longol, che distingue questa esperienza di uso da quelle altre in atto, che consiste sostanzialmente intanto nella convergenza di queste esperienze, nella convergenza di questi saperi, tecnologia comune. Quindi non è un'esperienza, come dire, di riuso sparso, è un'esperienza di riuso concentrato. Il bacino di competenze che si crea è tutto nello stesso ambito di questa tecnologia così, con il supporto della grande comunità che comprende migliaia di appassionati e diverse centinaia di sviluppatori professionali a scala, che risponde al vertice in basso con la dicitura comunità Flow. Il supporto delle piccole e medie imprese, in particolare quelle della rete Crea Partners, che io formalmente persone, una delle aziende che aderiscono a questa rete europea, ma vedremo fra un attimo che chiunque, qualsiasi azienda può supportare un ente pubblico. E appunto il vertice del triangolo alla sommità gli enti pubblici. Questa sinergia costante vede persone degli enti essere attive nell'ambito della comunità. Il relatore che ben più autorevolmente di me vi parlerà, Maurizio Piratini, deduce dalla Flow Conference di Bristol, nella quale ha incontrato gli sviluppatori. Questa è la sinergia fra gli enti pubblici e la comunità. Questa sinergia è anche mediata dal fatto che le imprese, quantomeno posso parlare di quelle della nostra, sono parte consistente di questa comunità. Su cosa lucrano le aziende? Le aziende lucrano sul fatto di formazione. Per dirvi che la fila di piccole palline rappresenta gli enti. Questi enti che utilizzano clone, molti, non ancora tutti purtroppo, perché in realtà gli attuali membri di Clone sono solo la punta dell'iceberg, almeno il 60-70% degli enti che utilizzano clone non ha ancora aderito, si conta nell'ordine delle centinaia di clone rispetto ai 40-50. Ora, questi enti possono lavorare in completa autonomia o possono lavorare facendosi assistere da aziende. Quelle aziende che sarebbero i quadratini blu con la casetta sopra, che aderiscono a Crea Partners, in modo sistematico supportano l'ongoing e aumentano il potenziale di sinergia tra i loro clienti ed altri enti. Aziende che promuovono il content e che quindi hanno concorso all'organizzazione di questa serata, che così facendo investono sulla sinergia. Non stiamo vendendo nulla, stiamo creando sinergia. Questa è la frase che vi avevo già anticipato, che avrei riletto in modo molto sostanziale. La rete di imprese estende i vantaggi economici e tecnici dell'uso chi non se lo potrebbe permettere. Questo. Le presentazioni saranno poste a disposizione di voi partecipanti, che certamente sono dei siti. Lascio a voi il tempo e la voglia di esplorare questi schemi. Solo dire che ci sono due modalità di contaminazione. Nel mondo camerario regionale usano gratuitamente la soluzione del Camera di Commercio di Ferrara che li ha supportati fornendo servizi
L'altro esempio con il quale concludo è quello di una contaminazione dall'alto, ovvero una sinergia che investe enti di ordine superiore. Caso pratico, il comune di Padova, con il suo il comune di Modena, con il suo portale informativo, lo porta all'attenzione della regione Emilia-Romagna, lo fa diventare l'informazione regionale, quindi un sito federato in gratuito riuso tramite convenzione a tutti i comuni del territorio. Ora i giovani dell'Emilia-Romagna, pubblicando le loro informazioni a scala del singolo comune, le devono applicare a scala provinciale e regionale, ma c'è di più. La regione Emilia-Romagna va dal ministro Meloni e sottoscrive una convenzione per la diffusione nazionale a cura di ANCITE dei portali informagioni, che quindi ha fatto un'escalation dal comune di Modena, regione Emilia-Romagna alla nazione. Tutto questo nell'ambito di Modena. Per le domande non c'è tempo perché il cerbero mi sta già guardando veloce, ci sarà occasione, a parte che ci si vede il coffee break, ci si vede